Allora, dopo parliamo anche del discorso, sempre per Venezia, con Gianangelo Bellati, candidato sindaco di una civica coesione popolare. Parliamo anche della sicurezza, che è fondamentale, un aspetto importantissimo, e il degrado, quindi il contrasto al degrado, perché si rischia, è molto facile poi in una città, Venezia, Mestre, eccetera, che si possa precipitare in situazioni poco piacevoli. Però un aspetto importante è quello della città metropolitana. E si è detto, importantissimo fare il passaggio alla città metropolitana per accedere anche a fondi da parte dell'Europa, perché tanto è legato a questo. Come vede la città metropolitana? Perché poi il sindaco di Venezia, teoricamente, l'abbiamo detto più volte, dovrebbe diventare sindaco di questa città metropolitana che coincide con i confini della provincia di Venezia. Sì, beh, intanto do una notizia, almeno io ritengo abbastanza importante, che riguarda anche gli altri comuni. La città metropolitana nasce intanto come, diciamo, sostituzione della provincia di Venezia. Poi darò delle valutazioni su questo, però la prima cosa che preme dire, poi dovrebbe essere aperta alle province limitrofe, Padova e Treviso, però intanto la provincia di Venezia. Che cosa succede? Che appena essa nasce, noi siamo in ritardo appunto perché c'era il commissario, appena essa nasce nelle prossime settimane, il sindaco della città capoluogo diventa, per legge della città metropolitana, diventa il sindaco di tutta la città. Esatto. Ecco, c'è l'articolo 22 che prevede la possibilità che il sindaco sia eletto democraticamente. Allora io dico già che nel caso io fossi sindaco di Venezia, non voglio una nomina per legge, ma siccome noi rappresentiamo le civiche, la gente, noi vogliamo la democrazia, quindi vogliamo un sindaco democraticamente eletto, cioè il sindaco metropolitano non può essere nominato per legge, ma deve essere eletto. Lo dice la legge che è possibile farlo, no? Quindi questa è già una cosa molto importante. Angelo Bellati, l'unica vera persona pulita e onesta che rinnoverà Venezia e Mestre. Ringrazio chi ha scritto questo messaggio, che è ovviamente una grande responsabilità, ed è una delle ragioni per cui io ho detto, ci ho messo tempo a decidere, 2 mesi, però alla fine ho deciso di entrare nell'arena politica, dove io non ho esperienza, ma la farò sicuramente, per cercare di dimostrare che il cittadino, anche quello che non fa politica, alla fine può dare un contributo. Tornando alla città metropolitana, io quando se ne parlava ancora negli anni 90 non ero molto favorevole, perché mi sembrava una nuova struttura burocratica che andava ad appesantire il costo della pubblica amministrazione. Che cosa vuol dire appesantire il costo della pubblica amministrazione? Mettere più tasse ai cittadini e alle imprese, e quindi non va bene. Poi però cosa succede? Cancellano le province, o le stanno cancellando con tutta questa situazione caotica, per cui di risparmi praticamente siamo vicini allo zero, stiamo demotivando tutto il personale della pubblica amministrazione provinciale, che comunque dava dei servizi, e il cittadino si renderà conto che queste persone, alcune potevano sbagliare, altre davano dei servizi importanti. Ce ne renderemo piano piano conto che non bisogna attaccare costantemente gli enti locali, ma bisogna pensare anche a cosa fanno i ministeri a Roma. Invece i ministeri a Roma sono bravi, ci mettono sempre uno contro l'altro. Allora, nel caso appunto della città metropolitana, noi ci troviamo con una situazione quindi obbligatoria per legge, che quindi, anche se ho alcune critiche, ne prendo gli aspetti positivi. Gli aspetti positivi quali sono? Sono stati anche degli studi, la Camera di Commercio di Venezia sta organizzando dei gruppi di lavoro, sta facendo un bellissimo lavoro perché ne venga preso l'aspetto positivo della città metropolitana. Quindi un lavoro di squadra fra i vari comuni coinvolti, le reti che siano messe in contatto fra di loro, le reti dei trasporti, di comunicazione, che sono gli obiettivi della città. Economie di scala, quindi riduzione dei costi generali, quindi un tentativo di risparmio. Però rendiamoci conto, e qua lo dico, che non è vero che la città metropolitana genera nuovi fondi europei. I fondi europei sono quelli. Ha più possibilità di accedere a questi fondi. È come adesso. Come adesso. Saremo più bravi ad accedere ai fondi europei, se faremo dei progetti migliori. Quindi magari, ecco, facciamo un coordinamento maggiore fra i vari soggetti, non che ogni comune vada per conto suo, ma facciamo un coordinamento maggiore fra i vari soggetti dell'area metropolitana. Con progetti più globali, insomma. Sì, si poteva fare anche prima con la provincia, in molti casi la provincia l'ha già fatto, però facciamolo, no? Perché noi dobbiamo essere propositivi, costruttivi. Quindi avanti pure con questa nuova sfida, sperando che essa diventi una sfida anche che riguardi le altre province, ma non dimentichiamoci di un altro aspetto, che non si pensi che la città metropolitana sia un'alternativa alla regione.
perché sarebbe un grande errore. Quindi chiunque sia il candidato del Comune di Venezia e chiunque sia il candidato della Regione, auspico vivamente, ecco perché a noi non piace centrodestra e sinistra, ci piace essere civici, che non nascano poi litigi fra destra, centro e sinistra e che impediranno alla Regione e alla città metropolitana di dialogare in maniera costruttiva, perché tutti i litigi che si fanno fra enti pubblici non li pagano gli amministratori e i burocrati, ma li certo. pagano i cittadini che hanno meno servizi. Assolutamente, dopo le racconto anche dei messaggi che stanno arrivando, le faccio che non riesco a vedere. Esatto, le faccio il sunto del tutto. Ecco, lei diceva tra l'altro che c'è la possibilità di scindere le cose, cioè l'amministrazione della città metropolitana da quella della città di Venezia, oppure comunque resta una figura unica? No, beh, le città, intanto della provincia, i comuni devono essere messi assieme, no? Con questo nuovo organismo che sostituisce la provincia. Un domani esso sarà aperto anche, se vorranno, gli altri comuni, Padova, Treviso. Ah, quindi se vorranno, certo. Se vorranno. E siamo obbligatoriamente dentro. Perfetto. Il sindaco di Venezia con questo privilegio di essere anche il sindaco de iure, per legge, di tutta la città. Ovviamente se noi facciamo arriviamo su un altro punto, se noi vogliamo fare l'elezione democratica, la norma prevede che il comune capoluogo venga diviso, crei degli altri comuni, cioè venga suddiviso in vari comuni. Qui c'è un aspetto che è un po' delicato, che per noi è importante. Noi abbiamo una delle liste che ci sostiene, che è una lista che riguarda proprio la creazione dei due comuni, che vuole la creazione di due comuni, quello di Venezia e di Mestre, perché parte dal presupposto che le due realtà sono molto divise, diverse più che divise, hanno tematiche, problematiche molto diverse. Allora, molti cittadini prendono paura quando sentono parlare di questo, perché pensano di perdere dei diritti, il fatto di non poter dirsi più veneziani, quelli che stanno a Mestre o quelli che stanno a Venezia, di essere abbandonati nelle loro isole. Non è questo il problema è che noi abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione più responsabile e se noi avessimo, grazie alla legge metropolitana, questa migliore suddivisione delle problematiche con un bilancio diverso, così è più facile anche capire chi sbaglia fra i pubblici amministratori, bilancio della città di Venezia e bilancio della città di Mestre. Faccio questo esempio perché possono essere ulteriori, no? Le razionalizzazioni. Non faremo altro che fare quello che fanno tante città europee, senza tanti drammi, senza tanti problemi. Bruxelles ha 1.200.000 abitanti e quindi ha 19 comuni. Però tanti sindaci o un sindaco solo? No, i sindaci possono essere diversi, perché così tu hai un'amministrazione con il sindaco di Mestre, con il sindaco di Venezia, già oggi di fatto sono abbastanza suddivise, c'è un prosindaco a Mestre, no? Esatto, quindi guardate che c'è un risparmio, non c'è un aumento di spesa pubblica. Perché infatti hai molti messaggi che stanno arrivando, la paura che comunque si continui a prelevare dalle tasche, per fare tutto questo si arrivi sempre a prelevare dalle tasche dei cittadini. Anzi c'è una razionalizzazione, ci sono degli studi interessanti, di fatto per esempio non ci sarebbe più bisogno delle municipalità che costano moltissimi soldi. Infatti un altro discorso questo delle municipalità. Addirittura abbiamo quantificato un risparmio in 100 milioni di euro, addirittura alcuni sono ancora più generosi, in 140 milioni di euro l'anno, che avrebbe risolto i problemi del bilancio dell'attuale Comune di Venezia. Quindi è da fare una grande attenzione, secondo me. Non è giusto che siano solo i cittadini che protestano e con 9.000 firme chiedono il referendum e noi non gli diamo il referendum. Non è democrazia questa. Noi siamo felici di avere con noi la lista delle Mestre e Venezia, due grandi città, perché noi diciamo scelta libera ai cittadini, votate quello che volete, però sappiate che è vostro diritto avere il referendum. Abbiamo fra i vari soggetti anche la lista di Indipendenza Veneta, anche loro vogliono il referendum, noi non stiamo dicendo è giusta l'indipendenza o non è giusta, noi diciamo democrazia come in altri paesi europei, cioè la possibilità del cittadino di esprimere con il voto la sua valutazione, la sua decisione. Controllo della spesa pubblica, che effettivamente per capire dove sono andati a finire questi soldi, le varie voci, dove la trasparenza. La trasparenza, richiesta, e poi appunto tanti chiedono queste municipalizzate, sono troppe, è un grande caos, non se ne viene a capo, non vedono vie d'uscita. Hanno ragione, le municipalizzate sono un prodotto di questo spreco enorme di denaro che è stato fatto in questi decenni che ci hanno preceduto in questa città. Quando io dicevo poco fa
che a volte un po' mi vergogno di come è stato gestito il Comune, è perché in tutto il nord Italia le amministrazioni sono abbastanza virtuose, addirittura ne abbiamo alcune di virtuosissime. Il Veneto risulta essere la regione, insieme con la Lombardia, più virtuosa d'Italia. Noi abbiamo fatto uno studio che basterebbe... Infatti lei come Union Camera... Abbiamo fatto degli studi, no? Basterebbe che le amministrazioni pubbliche di tutta Italia assomigliassero a quelle venete, avremmo 30 miliardi di euro l'anno di risparmio di spesa pubblica. Ebbene, tesorotto. Esatto, se questo vale per Veneto, Lombardia e gran parte delle città, delle province, degli enti pubblici del nord Italia, non vale per Venezia. È veramente un buco rosso, diciamo, no? Un profondo rosso in tutti i sensi, anche come colore politico. Ci sono posizioni pubbliche, anche alcuni messaggi l'hanno precisato, che sono intoccabili. E lei sa benissimo che quando si parla di pubblico non è che dici prendo e mando a casa, risparmio, prendo municipalizzata, faccio sparire. Cioè la rivoluzione copernicana... Ma è quello che dicevo poco fa. Esatto. Come si fa a intervenire? Quello che dicevo poco fa, attenzione, non è che i dipendenti pubblici italiani costerebbero di più rispetto ai dipendenti pubblici, per esempio guardiamo il paese più virtuoso della Germania. Se noi prendiamo i livelli medio-bassi, che sono il numero maggiore di persone che lavorano in questi enti, noi vediamo che siamo addirittura più risparmiosi. Il problema è quando noi abbiamo troppa dirigenza e allora è questo un lavoro che noi dobbiamo fare. Ho visto anche degli interventi fatti dai grillini su questo tema, no? Che hanno fatto uno studio. Questa è una cosa molto interessante da approfondire, magari anche insieme con loro, perché se si scopre che c'è uno spreco di denaro pubblico per un eccessivo numero di persone fortemente pagate all'interno e della pubblica amministrazione comunale e delle partecipate, bisogna arrivare a fare un po' di ordine. Però non nascondo un ultimo aspetto anche molto importante. Dicevamo poco fa che anche le imprese, la collaborazione pubblico-privato porta delle risorse. Portare imprese vuol dire portare gente. Vuol dire portare più residenti vuol dire che più gente paga un po' di tasse, che si condivide fra più persone il peso del bilancio. Quindi la partnership pubblico-privato è fondamentale per riuscire a anche risolvere i problemi del bilancio. E qui andiamo a un altro aspetto importantissimo, rivitalizzazione di quest'area. Sì. Possiamo rispondere adesso ai telespettatori che ci hanno chiamato la volta settimana scorsa quando si parlava di Vicenza e lamentavano che nella zona del Veneziano è sempre più in difficoltà. Eppure potrebbe godere di una posizione privilegiata, però è stata la prima a risentire della crisi e anche le piccole e medie imprese hanno grosse difficoltà. Come diventare attrattore, come rivitalizzare, come prendere anche il volano, le faccio il punto di domanda dell'Expo, se riusciste ad agganciarlo. Allora, Venezia, tutto il Veneto, basta guardare la cartina geografica, sono delle realtà in mezzo nel cuore dell'Europa. Questo vuol dire in mezzo ad una realtà di trasferimenti di persone e di merci imponente che ci pone in una situazione chiave. In più noi abbiamo Venezia, che è un gioiello unico al mondo, con tutto il turismo che c'è. Noi dobbiamo fare in maniera tale che da una parte si arrivi allo statuto speciale che riconosca la specialità, e l'ho detto poco fa, della Venezia soprattutto insulare, ricordandoci che però c'è un problema di riconversione, soprattutto a Marghera, dove ci sono delle aree devastate da delle industrie che oggi non ci sono più. Se ne parla ormai da decenni però. Ecco, io sui dati non li ricordo bene, ma mi pare che da 22.000 lavoratori siamo passati a 450, quindi è un problema occupazionale fortissimo che ha la parte di terraferma e che deve essere affrontato. Allora, per fare questo, tu hai bisogno da una parte dello statuto speciale perché le risorse fiscali rimangano in parte maggiori. Non abbiamo bisogno di soldi di nessuno, abbiamo solo bisogno che le risorse fiscali nostre vadano in parte minore fuori del territorio se vogliamo essere un progetto o una città di interesse nazionale, se no diteci chiaramente che non siamo una città di interesse nazionale. Dall'altra parte però c'è il problema del turismo, che è una risorsa. Ma in certi casi il turismo non è una risorsa e rischia di sfruttare la città, la struttura delicatissima di questa città. In che senso non è una risorsa? Cioè, qual è il momento, il break-even, diciamo? Sì, sì. Il momento è quello che appunto io da veneziano vedo che la mattina sul Prestino e la sera sul Tardino, andando e tornando da lavoro, la città è abbastanza vuota. È come se d'incanto una popolazione enorme di turisti scomparisse. Mentre durante le ore centrali del giorno c'è l'invasione. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo un turismo di pendolari che vengono in giornata
a Venezia, perché ovviamente trovano anche dei costi più bassi per gli hotel, per dormire, per mangiare fuori di Venezia. Sì. Arrivano magari con la colazione al sacco e quindi dopo mangiano ovunque e quindi è un problema di decoro, ma è un problema anche di spazzatura, è un problema quindi che va a toccare tutti i cittadini che devono pagare con le loro tasse e anche evidentemente l'asporto di tutti questi rifiuti che vengono lasciati, che quindi vanno a carico del cittadino veneziano. Ora, il sistema... Ci stiamo pensando come farlo, ci sono degli studi su questo, però alcune parti della città, che sono quelle più densamente frequentate, devono essere un po' alleggerite e sicuramente per coloro che sono i giornalieri, turisti giornalieri, bisogna vedere la possibilità di un piazza pass, diciamo, no? di un servizio che viene pagato, no? Come la tassa di soggiorno che pagano coloro che dormono, una tassa invece non tanto di soggiorno ma di visita, non della città, perché sennò stiamo diventando una Disneyland, dobbiamo bloccare questo fenomeno drammatico portando imprese non solo turistiche sul territorio e quindi fare in maniera tale che in alcune zone, si cita per esempio come esempio Piazza San Marco, i turisti giornalieri debbano pagare per vederla, perché questo avrebbe anche un altro vantaggio, quello che i flussi turistici non si indirizzano solo in alcuni posti. Ripeto, io vivo a Venezia da sempre e vedo negli anni una sempre maggiore folla, sempre sugli stessi posti. Poi io stesso vado in altre zone stupende di Venezia e non c'è nessuno. Non ci sono turisti, sono per niente valorizzate e fra le altre cose queste aree potrebbero essere un pochino anche rivitalizzate da un turismo sano che diventa alternativo a quello che va nei soliti posti. Ecco, qui c'è da fare una riflessione perché il turismo è una grande risorsa per noi. Però Venezia diciamo che si è scavata, qua ne abbiamo parlato anche con Confcommercio, con altre entità, si è scavata la fossa tra virgolette da sola, cioè con anni e anni di approfittarsi del turista, turlupinarlo in tutte le guide di tutto il mondo, in tutte le lingue possibili, c'è scritto attenzione non consumate a Venezia, ma nessuno osa sedersi a un tavolino a Venezia, anche se lo farebbe volentierissimo perché i conti sono salatissimi. Non è una città accessibile, è inaccessibile per chi poi ha una famiglia, i bambini. Si rischia che poi non diventi una città, cioè una città che ci vai una volta e non ci torni più. Sì. Per chi viene da fuori, posso dire, su questo quindi punto questo è un problema. Cioè, c'è proprio la mancanza, no, un po' della pubblica amministrazione che dovrebbe monitorare di più queste situazioni, perché se a questo ci aggiungiamo anche poi gli episodi terribili del Mose, che non riguardano solo Venezia, riguardano tanti altri livelli di governo in questo paese, bene, queste sono cose brutte che sono successe e bisogna porre freno a questo, no? Allora, nonostante questa brutta nomea che si è fatta, Venezia è talmente famosa nel mondo e soprattutto nell'area asiatica, noi lo vediamo perché quando mettiamo il marchio Venice, il marchio Venice è conosciuto nel mondo in una maniera incredibile, ancora più di Italy in certe zone del mondo, no? Per cui Venezia per fortuna attrae, attira sempre, però dobbiamo anche farci vedere come persone che hanno una certa moralità, ma anche una certa educazione, direi io, nei confronti degli altri. Come la pretendiamo dal turista che non deve sporcare, che deve portare decoro, però anche noi dobbiamo cercare di non... Non è facile, io mi rendo conto, gli operatori turistici sono assillati, sono da questa massa... Noi stessi cittadini molte volte non siamo... Siamo invasi, no? Allora bisogna porre... Però appunto, come diceva lei, anche la famiglia che viene col suo pranzo al sacco, per carità, e di tutto rispetto perché c'è una crisi pazzesca che non consente... Non può buttare i rifiuti davanti alla porta di un residente. No, ma infatti ecco, no, quello no, ma là va l'educazione, però il caffè lo prende, sì. la frittella della situazione la prende, sì. Il consumo lo fa, o magari quei soldi, io sentivo appunto delle persone che vanno con i bambini per far vedere Venezia, li spende per comprare 2 libri proprio a Venezia, invece che però alla direi grande... giustissimo approfondire su Venezia, però ricordiamoci che c'è anche Mestre e soprattutto Marghera, perché lì invece il turismo non c'è in quelle forme e dobbiamo soprattutto aiutare dal punto di vista dell'occupazione, dobbiamo aiutare moltissimo soprattutto l'area di terraferma, dal punto di vista mio. Venezia diversificare. Esatto, adesso ne parliamo insieme, quindi arriviamo al tema della sicurezza, perché antidegrado e sicurezza è l'altro tema forte. Pubblicità e tra poco insieme.